la presenza del nostro segretario generale Luigi Angeletti. Io ringraziamo anche alcuni ospiti che ci hanno voluto dare una significativa presenza, quindi non li cito tutti ma li ringraziamo. Cercherò di aprire i lavori con una relazione veloce per poi passare subito al dibattito. Siamo agli inizi del XXI secolo, le generazioni più giovani hanno di fronte le incognite della globalizzazione, ovvero le sfide mondiali della competitività nell'economia mondiale. Nel momento in cui il futuro si tinge di incertitudine per moltissimi lavoratori, la UIL intende svolgere una ricognizione e offrire al dibattito della società regionale alcune indicazioni. Se non lo facesse e si rinchiudesse in una stretta visione lauristica, non sarebbe credibile, non difenderebbe fino in fondo i lavoratori che sono anche e semplicemente cittadini immersi in questa società con i problemi che questo momento pone. Siamo tutti in attesa di vedere quali risultati porteranno gli ultimi provvedimenti adottati, quindi qualche giorno fa, da parte del governo e quel che faranno le grandi centrali finanziarie e bancarie, di come potranno essere risolti i problemi delle grandi e piccole imprese in difficoltà e dei tanti lavoratori che verranno espulsi o sospesi dai processi produttivi. Viene da domandarsi oggi quale ruolo giochino o possano giocare le diverse realtà locali e le loro assunzioni di responsabilità nello sconquasso provocato dalla grande onda di crisi finanziaria e poi trasposto in una sottile ma endemica difficoltà dell'economia reale. Ho fatto questa breve premessa per poter dimostrare che tale realtà evidente rivela come si sia alzato il livello delle risposte da dare alla ricerca dell'equilibrio fra efficienza economica, equità sociale e crescita civile e come sia importante il fattore tempo. La tempestività delle risposte tra quando si percepisce un problema e il momento in cui lo si affronta. In altre parole, nell'ambito delle politiche sociali vi è la necessità di dare la precedenza ai diritti. Di fronte a questo scenario, la politica deve razionalizzare la spesa pubblica e tagliare i costi. A riguardo, Cesare Salvi e Massimo Villone, uomini di sinistra, professori di diritto civile e costituzionale, nel loro libro Il costo della democrazia, hanno calcolato che lo stesso essere stimato intorno ai 4 miliardi di euro annui. In questa cornice si inquadra il disegno di legge sul federalismo fiscale, approvato dal Senato della Repubblica, che conferma l'addio ai rimborsi a piedi lista per regioni e enti locali, che dovranno passare a costi e fabbisogni standard. La Corte dei Conti ha quantificato in 2,3 miliardi di euro il risparmio per il Servizio Sanitario Nazionale con i costi standard. Il federalismo fiscale serve per rafforzare l'autonomia e la responsabilità degli enti territoriali sancita dal nuovo titolo V della Costituzione, per accrescere la qualità dei servizi offerti ai cittadini e per impiegare al meglio i soldi dei contribuenti. La UIL esprime una valutazione positiva in merito all'opportunità e all'importanza di attuare l'articolo 119 della Costituzione, il cosiddetto federalismo fiscale, perché è convinta che il federalismo sortirà effetti positivi in quanto responsabilizzerà gli enti locali maggiormente soggetti al voto dei cittadini, spingendoli a migliorare la qualità della spesa. Il federalismo fiscale deve essere costruito con saggezza, per la ragione che è una riforma che riguarda da vicino la vita concreta delle persone e non dovrebbe essere messo in atto procedendo per singoli blocchi, ma dovrebbe viaggiare insieme ad altre riforme istituzionali e costituzionali per stabilire prima chi fa e che cosa, tra Stato e ad autonomie, per poi assegnare le risorse. L'attuazione del federalismo fiscale potrà
e dovrà essere comunque l'occasione per costruire un armonico e costruttivo riassetto istituzionale dello Stato. A nostro avviso, il disegno di legge delega per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione si dovrà intersegare con altri percorsi legislativi riguardanti in particolare la concretizzazione del titolo quinto e in più in generale riforme che interessano la funzione e il ruolo degli enti locali, dal codice delle autonomie alla riforma delle competenze, fino al completamento del disegno costituzionale con il superamento del sistema del bicameralismo perfetto, attraverso l'istituzione del Senato delle autonomie. Deve e può quindi questo processo essere l'occasione per definire le funzioni che le singole amministrazioni saranno chiamate a svolgere, sino ad arrivare con coraggio a rivedere il ruolo, la funzione, il costo e l'utilità di alcune di esse, a partire dalle province e dalle comunità montane. Sempre annunciata, ma mai accantonata l'abolizione delle province, sono 104 e costano oltre 16 miliardi di euro l'anno. Torna improvvisamente dall'attualità e lo fa nella maniera forse più inaspettata, comparendo nel disegno di legge sul federalismo fiscale. A prevederla, anche se per solo 8 territori, in cui nasceranno le città metropolitane, per ricordarle, Torino, Milano, avremo anche Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Napoli, e non Cagliari, Catania e Palermo, perché rientranti in regioni a statuto speciale, che di fatto comunque finiranno con diventare super province, è un articolo inserito nel disegno di legge. Non è ancora approvata però definitivamente una delle riforme simbolo del governo Berlusconi, è già entrata nel mirino dell'Unione Europea, preoccupata che la riforma faccia aumentare il deficit pubblico già ben al di là dei parametri di Maastricht. Praticamente l'Europa ci dice che il federalismo fiscale non sia un varco per aumentare le spese e sfasciare ulteriormente i malandati conti pubblici italiani. Il timore è che passando da un sistema centralizzato ad uno federale si moltiplichino i centri di spesa, così come autorità e strutture chiamate a gestirla, con l'effetto di aumentare gli sperperi. Il timore deriva dal fatto che il parziale decentramento, lo ricordiamo tutti, negli anni 90 aveva portato ad un aumento dei pubblici dipendenti, salvo nel caso dei servizi di collocamento. Tutti gli uffici statali sono stati mantenuti in vita, mentre le regioni, per svolgere i compiti a loro trasferiti, ne hanno creati dei nuovi. Per questo motivo il Fondo Monetario Internazionale incita a realizzare una maggiore mobilità all'interno del pubblico impiego. L'altra preoccupazione è rappresentata dal rischio che il decentramento fiscale possa far lievitare le imposte locali. In Francia e Spagna il decentramento fiscale li ha fatte crescere più di quanto diminuissero quelle centrali. Il Fondo Monetario Internazionale, nella sua ultima missione, ha invitato a rimeditare sull'ICI in tutti i paesi di lingua inglese, dagli USA alla Nuova Zelanda. Le risorse dei comuni provengono quasi per intero dalle tasse sugli immobili, fino al massimo della Gran Bretagna, dove sono più che quadruple rispetto alle nostre.